Ma buongiorno amici e amiche bikers, benvenuti in questo nuovo video. Vi invito sempre a iscrivervi al canale, è gratuito, stiamo crescendo sempre di più, e se vi va ho aperto anche un gruppo Telegram dove ci si scambia quattro chiacchiere e avete anteprime sui video. Oggi ragazzi tanta roba, panoramica delle vette, non vedo l'ora, giornata splendida, quasi neanche una nuvola, quindi avremo un panorama fantastico, dronate assicurate, stupefacenti. Vi ho saltato la strada noiosa da San Leonardo a casa mia e siamo arrivati qua sotto lo Zoncolan, altra meraviglia friulana, e trovate già dei video sul mio canale se vi interessa, se ancora non li avete visti. Però adesso signori via, direzione Ravascleto, salgo da lì perché così almeno abbiamo la montagna a destra, siamo un po' più tranquilli, è la prima volta che la faccio e niente, e via andare. Già la strada da qua, dallo Zoncolan verso Ravascleto, da Sutrio, è stupenda. Quindi godiamoci subito delle belle curvette e dopo via andiamo a goderci la panoramica che non vedo l'ora di fare. Cavoli, era veramente tantissimo tempo che volevo farla, tra una roba e l'altra non sono mai riuscito a farla. Finalmente oggi ce la facciamo, quindi Vetta Gherona ti porta a scoprire un'altra meraviglia friulana. Ragazzi, panoramica delle vette, se non la conoscete è una strada praticamente quasi tutta sterrata, facile, molto battuta, quindi qualcuno se la fa anche con la naked, senza fastidi, quindi figuriamoci da Tagherona in scioltezza. È una strada bella stretta che però costeggia appunto le montagne friulane, da Ravascleto a Tualis, potete farla in tutti e due i versi come preferite. A metà strada circa c'è anche un rifugio dove mangiare e bere e probabilmente mi fermerò lì a fare la pappa e bere la birretta rigenerante di Fuserigno che non deve mai mancare nei miei giri. Dai. Verde, verde, verde. Attenzione, mi hanno circondato. Vaffanculo, dai, va là. Panoramica, eccola qua. Pensate che potete venirci anche in macchina, ma io in macchina non mi fiderei. Sai qua, ti becchi del punto sbagliato, auguri ragazzi, con un'altra macchina dall'altro lato. Guardate qua. Mamma mia, che spettacolo, signore. Che spettacolo. La strada non è uno spettacolo perché è tutto un buco, sassi. Però che panorama che ci regala il Friuli, ragazzi, che roba, guardate qua. Friuli signori, mamma mia, che roba, cioè ogni tornante che si sale di qualche metro, mamma mia, butti giù l'occhio e rimani veramente folgorato dalla magnificenza di questo panorama. Che roba, mamma mia, guardate qua. Pazzesco, incredibile. Signori, fermiamoci un attimo, guardate qua. Pazzesco, cosa ci regala madre natura. Questo invece è il calzone. Buono. Attenzione, inizia un po' ghiaino, un po' smosso, stare un po' all'occhio. Attenzione perché solini un po' bastardi. Guardate qua. Ma cosa vi devo dire io qua? Mamma mia ragazzi, ma che roba è sta strada? Panoramica delle vette signori, che roba! Che roba incredibile, che roba, ma dove vi porto signori? Guardate il Friuli, cosa ci offre il Friuli incredibile, nulla da invidiare veramente alle Dolomiti. Pazzesco, panorama incredibile, che roba ragazzi, mamma mia, ma dove siamo? Cioè veramente sono senza parole. Qualche nuvola, ma per fortuna non intacca il panorama, giornata splendida, incredibile. Vi ricorda veramente il Gavia, se molto incontaminato,
veramente fantastico. Se venite in Friuli, ragazzi, panoramica delle vette, guardate qua che roba, incredibile. Probabilmente diventerà la mia strada preferita, avevo grosse aspettative e me le sta ripagando tutte, mamma mia. Là c'è una malga e quello laggiù non si vede, magari dalla Ace Pro Insta, e c'è il rifugio dove mi fermerò a mangiare sicuramente. Quindi dai, adesso procediamo. Guardate qua, questa montagna priva di alberi, tutta verde. Sembra quasi di essere in Nuova Zelanda. Siamo in Friuli, signori. Anche in doppio magari, se ve la fate, andate con calma, piano piano. Guardate qua. Ovviamente per chi ha un po' problemi di altitudine, di vertigini, non so, perché qua non c'è nessuna protezione, c'è lo strapiombo. Quindi vedete voi se ve la sentite, Io non ho particolari problemi. E comunque vi consiglio di farlo appunto da Ravascleto invece che da Tualis, così avete la montagna a destra. Se incrociate qualcuno dall'altra direzione, almeno state verso la montagna e state un po' più tranquilli, ecco. Comunque questo tratto che sto facendo è sterrato bello facile, abbastanza battuto, a parte i sassi che bisogna stare un po' all'occhio, e invece dall'altra parte in teoria fino al rifugio salendo da Tualis è anche asfaltato, quindi più adatto sicuramente alle naked, alle macchine, se volete venirci su in macchina, fermarvi al rifugio. Sembra di essere veramente in una favola, in un sogno. Bellissimo, bellissimo. Bikers, vi ricordo di iscrivervi al canale, importantissimo. Guardate dove vi porto, motovlog spaziali, test ride, recensioni di articoli per la moto, sempre interessanti. Iscrivetevi che è gratuito, mi date una grossa mano a far crescere il canale e a portarvi contenuti come questo. Mamma mia, che spettacolo! Siamo arrivati da là, ragazzi, questo tratto da farci molta attenzione perché sembra uno sterrattino facile facile, ma ci sono tantissimi sassi, sassolini che ovviamente cadono giù dalla montagna, quindi un po' all'occhio, ragazzi. Attenzione, il piccolo guado. Non voglio bagnarmi, grazie, anche perché non ho gli stivali in Gore-Tex, ma ho messo le scarpe estive. Che spettacolo, incredibile, signori, sono veramente senza parole. La cosa che più mi impressiona è questa distesa di verde sulle montagne, incredibile, bellissimo. Bene signore, ho fatto un cambio batteria, breve pausetta. Io non so, mi fermerei a ogni curva a mirare questa roba qua. Non so neanche come definirla. Cos'è? Paradiso, questo paradiso. Incredibile. Adesso vediamo di arrivare fino al rifugio, che è ora di fare la pappa e bere una bella birretta rigenerante con una sete che, va bene, si fa un po' freschetto qua in montagna, ma insomma. Tagherona gli ho già dato da bere prima di partire. Quindi ha già bevuto, manca il padrone adesso. Qua, adesivo. Olla. Fuseligno, panoramica delle vette conquistata. Mamma mia. Qua, ci va bene. Ecco, vedete, camioncini. Se siete in macchina cosa fate? Qualcuno va giù dal burrone e l'altro continua. Siete in moto, vi mettete in parte, vi buttate come ha fatto Fuserigno in mezzo ai licheni qua. Muschi licheni.
Ecco, pensate appunto se siete al contrario, voi che siete a destra verso il precipizio e vedete il camion che vi passa a rifilo. Guardate qua, mamma mia! Panoramica delle vette! Che spettacolo! Ma di cosa stiamo parlando, signori? Di cosa stiamo parlando? Ghiaino, frena col dietro. Inchiodare sul ghiaino, che non è il caso. Eccoci qua, qua si va giù, ma qua la discesina. Croccante. Sarà da ridere a venire su dopo. Potevano tirare un'asfaltatina anche qua, visto che c'erano, no? Cosa dite? O no? E dai video non si direbbe che era così impegnativa, perché ho visto il tremoto andare giù, ma alla fa. Così qua, signori, arrivate a rifugio. Qua potete ristorarvi, anche le camere ci sono se volete dormire, quindi tanta roba. Guardate qua, vi svegliate magari, così. Che spettacolo. Eccoci qua, arrivati a rifugio, finalmente sosta meritata, birretta rigenerante per Fuserigno con un panorama, spettacolare, tanta roba. Quindi adesso birretta rigenerante, dopo si riparte e via, si scende verso Tualis, che dovrebbe essere tutto asfaltato, quindi abbastanza tranquillo, e salitina qui però di rifugio che mi mette un po' in pensiero, perché bella in pendenza e sassaiola, speriamo di non ribaltarci e ritornare sulla via corretta. La birretta aiuterà, chi lo sa, lo vedremo. Bene, ringraziamo qua il rifugio Chiadinas, se non ricordo male che si chiama, sì, Chiadinas, birretta e tagliere super, consigliatissima. Adesso vediamo se Fuserigno si ribalta, perché già in discesa è stata un po' impegnativa, sta salitina qua, speriamo bene, bella smossa come sassi. Dai video me la ricordavo più tranquilla, forse era meglio fermarsi in cima e venire giù a piedi, consiglio, soprattutto se siete in doppio, ma vabbè, proviamoci, speriamo bene. Adesso qua le due sciure si tolgono dalle balle che non mi devo fermare. Eccola lì. Diciamo che se avete una moto più leggera con delle tassellate qua, forse ve la cavate meglio di Fuserigno, 240 kg e gomme stradali. Porca miseria. Dai che ci siamo, dai. Porca miseria. Che salitina. Sì. Consiglio ai viaggiatori, fate come l'amico qua, cos'è, austriaco tedesco, che ha parcheggiato la moto qua Deutschland, è venuto giù a piedi con una sorellina Tiger 900, tra l'altro. Non si è fidato lui con la 900, figuratevi io con la 1200 andare lì giù. Ma ce l'ha fatta Fuserigno senza cadere, ce l'ha fatta, grande Fuserigno. E ripartiamo dal rifugio Chiadinas, meraviglioso, un pranzo con vista sulla panoramica strepitosa. Bene, pancino pieno, birretta rigenerante bevuta. E adesso scendiamo in scioltezza verso Tualis. Che meraviglia, signori, tantissima roba la panoramica delle vette, paradisiaca, meravigliosa, impressionante. Bene, come avete potuto vedere, discesa magari meno panoramica, meno scenografica rispetto a quella salita che abbiamo fatto da Ravascleto, il tratto probabilmente più bello. Super contento di aver fatto questa panoramica, mi ha veramente riempito il cuore, gli occhi e l'anima. Che roba incredibile. Che dire, bikers, una strada da non perdere se venite da queste parti, nel mio meraviglioso Friuli.
Ovviamente attenzione se avete Max Enduro come la mia, con bagagli, magari la moglie come passeggero, che il tratto quello sterrato è abbastanza insidioso, con tanti sassi e sassolini smossi all'occhio, e come vi ho fatto vedere non andate giù con la moto fino al rifugio, ma parcheggiate sopra e scendete a piedi, perché era molto croccante la salita ma anche la discesa. Sicuramente ci ritornerò, perché è una di quelle strade che non ti stufano mai, la fai, la rifai all'infinito e ti regala veramente emozioni e panorami incredibili. Che spettacolo. Ecco, comunque per i meno avvezzi all'adventure, che magari avete delle naked però volete farla questa panoramica, ecco, magari salite da Tualis lungo questa strada dove io sto scendendo, ed è tutta asfaltata tranquillamente, mi sembra anche messa abbastanza bene, quindi magari potete arrivare al rifugio, godevi il panorama anche da lì senza farvi il tratto sterrato tranquillamente. Auguri Franco, pedala, che voglia ragazzi. Voglia Sinelli. Scusa, ti sei iscritto al canale Fuserigno? Iscriviti, non fare l'asino, mi raccomando. Ciao, bellissimo. Oh, un asinello piccolo. Ciao. Ma che belli. Di cacche. Siete bravi, che io passo piano piano. Ciuchino. Vabbè, Ciuchino. Se mi fai passare, grazie. Cavalli, pecora, che spettacolo. Abbiamo incontrato anche dei simili di Fuserigno, ciliegina sulla torta finale. La fattoria a cielo aperto, che spettacolo, bellissimi. Cacche d'asino, cacche di cavallo, di mucca, di pecora, una strada di merda insomma, in tutti i sensi. Diciamo che eviterei, ecco, di venire su con una super sportiva, una naked da 200 cavalli, ti si ingolfa qua. Ah, bene, adesso ci mettiamo qua. Prego. Passi pure, non mi muovo. Bene dai ragazzi, ormai siamo quasi arrivati giù a valle, faccio il ritorno a casa, anche perché ho un po' di strada da fare. Io vi ringrazio di aver visto questo fantastico motovlog, vi ho portato in un posto spettacolare, incredibile, la panoramica delle vette signori, fatela perché merita, avete visto che posto suggestivo, incantato, incontaminato. Che spettacolo, me lo sognerò stanotte, lo so già io. Mi raccomando, voi iscrivetevi al canale, a voi non costa niente, gratuito, per me è un grosso aiuto. Invece vi ricordo il gruppo Telegram, ve lo lascio in descrizione se volete fare qualche chiacchiera oppure avere anteprime sui video, ci troviamo su Telegram. Che dire, dal mio Friuli, dalla panoramica delle vette è tutto, e come sempre buona strada, ciao.